Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive per le previsioni a settimana dal 1 al 7 giugno. Però prima di iniziare con le nostre Sibille chiacchierine, il vostro maledetto veneziano, visto anche la situazione un po' particolare, vi vuole consigliare di andare a vedere le pillole sui radiestesia basic, in cui si parla dell'armonia tra le persone, questo quadrante, questo circuito radionico, e anche per il trattamento energetico degli attacchi di panico. Questi due circuiti sono molto importanti. Andate tranquillamente nella community del YouTube del vostro maledetto veneziano e vedere anche le pillole della radiestesia basic. Praticamente ci sono più di 50 pillole in cui spiego come utilizzare questi circuiti, questo per aiutare gli attacchi di panico a essere più moderati, più ponderati, e l'armonia tra le persone. Questo anche per via del fatto che in questi giorni molto particolari, la situazione è, come si suol dire, particolare e pesante. Però prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano, prima di iniziare col Sibille Interattivi, vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legare Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, nei magici acerbi attudini dalle 20:30 di ogni lunedì, Legare Maledetto Veneziano con arrivati da Minas tengono un percorso esoterico gratuito. Se volete i link sono sotto qui in descrizione. Se volete potete lasciare pure un commento al vostro maledetto contento e anche un super like. E vi ricordo che nella community, che adesso è aperta nel canale del vostro maledetto veneziano sul tubo, si possono anche scaricare appunto questi circuiti in cui io ho spiegato le pillole, ma che voi potete anche stampare gratuitamente, sempre nel canale di YouTube del vostro maledetto veneziano nel settore community. Bene, adesso iniziamo con le nostre Sibille Interattive dal 1 al 7 giugno con i nostri tre mazzetti. Voi cercate di sintonizzarvi con dei bei respiri profondi, una bella tranquillità e pace mentale, e poi scegliete il vostro mazzetto e vediamo un po' cosa ci aspetta questa settimana entrante, dal 1 al 7 giugno. Primo mazzetto, secondo mazzetto, terzo mazzetto. Bene, le Sibille chiacchierine del vostro maledetto veneziano: 1, 2, 3. Sintonizzatevi bene, eventualmente se volete fermate anche il video, cercate di entrare in sintonia per le previsioni a settimana del 1 al 7 giugno. 1, 2, 3. Eventualmente fermate il vostro praticamente video e per cercare di entrare in sintonia col mazzetto che più si avvicina alla vostra vibrazione per la settimana entrante. Bene, partiamo subito col mazzetto numero 1. Vediamo cosa ci dicono. Fortuna, conversazione, allegria, giovane fanciulla e domestico. Beh, cosa dire di questa settimana? Si vede molto probabilmente che avete attivato il circuito del vostro maledetto veneziano, perché si parte subito alla grande con la fortuna, conversazione, allegria, giovane fanciulla e domestico. Quindi sarà una settimana gloriosa. Qualsiasi cosa che voi farete funzionerà e avrete successo, non c'è niente da dire. Sarete come si suol dire, in uno stato vibrazionale che non ha niente contro, niente. Si apre con fortuna, si chiude con domestico, e tutte le carte che sono in mezzo, a parte giovane fanciulla che potrebbe essere un attimino una scivolatina, ma tutto il resto è dalla vostra parte. Quindi diciamo che chi ha scelto la prima stesa col primo mazzetto non deve temere niente, perché questa settimana che entra per lui dal 1 al 7 giugno sarà una settimana coi controfiocchi. Qualsiasi cosa voi farete funzionerà, non c'è proprio niente da recriminare. La seconda Sibille, vediamo un po'. Secondo mazzetto: costanza, pensiero, gran consolazione, la matrice è nemico. E qui invece nel secondo mazzetto vediamo già qualcosa di più impegnativo. Vediamo perché abbiamo la costanza, vedete, e il pensiero. Costanza ci dice che noi stiamo lavorando in qualche cosa che vogliamo concludere e siamo un po' in pensiero, però gran consolazione
a matrice vuol dire che siamo sulla strada giusta, perché vedete gran consolazione mentre c'è qualcuno che aspetta e spera, però con gran consolazione preceduto vuol dire che molto probabilmente vedremo i nostri successi. Però attenzione che in chiusura settimana si mostrerà un nemico dietro le quinte, e forse questo è il pensiero che ci attanaglierà durante la settimana, perché vedete, noi abbiamo costanza, stiamo aspettando di ricevere, di raccogliere i nostri, non è ancora detto, perché vedete questa nuvoletta sta sperando, è la matrice, però saremo un po' fermati, saremo fermati da questo nemico che lavora continua di nascosto, vedete che ha anche un serpentello in mano, quindi è anche un po' viscidino. Quindi il mio consiglio è di stare un po' in campana, siate sì pensierosi, e attenzione, a un uomo, sarà un uomo che cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote, molto probabilmente voi ce la farete tranquillamente, però attenzione in campana. Bene, terzo mazzetto, ladro, sospiri, gelosia, artista e speranza. Bene, vediamo un po', ripeto, ladro, sospiri, gelosia, artista e speranza. Invece questa stesa vediamo subito che c'è qualcuno che fa qualcosa di nascosto nei vostri confronti e voi siete un pochettino in tormento, un pochettino speranzosi ma tormentati, e c'è qualcuno che sta lavorando dietro le vostre quinte in modo geloso, quindi c'è qualcuno che sta tramando verso di voi, però attenzione che voi siete geniali, siete quei tipi che sapete sempre risolvere situazioni, e con un po' di fortuna avrete la speranza dalla vostra parte, quindi vedete che molto probabilmente ce la farete a superare questo ladro. Quindi in campana la terza stesa, perché molto probabilmente qualcuno cercherà di geloso, cercherà di farvi lo sgombetto nei vostri progetti, quindi andate nel canale del vostro Marietto Veneziano, cercare le varie pillole per tagliare questi legamenti perniciosi di persone che sono gelose nei vostri confronti. Ricapitolando, cosa si può dire? Chi ha scelto la prima stesa è una stesa fortunatissima e avrete tutto dalla vostra parte. La seconda stesa così così, la terza stesa attenzione, perché la situazione è veramente in bilico e c'è qualcuno che vi vuole fare le scarpe. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, e ci vediamo per la prossima settimana, per le prossime previsioni dall'8 in avanti. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!